vertici del centrodestra a Padova, Zaia e Calderoli firmano la preintesa sull'autonomia e parlano di giornata storica, ma per gli avversari è solo una messa in scena, mentre continua lo scontro tra il governatore uscente e Vannacci. Dopo il dottor Risica alla sanità, il candidato presidente di centrosinistra indica un altro tecnico per la sua squadra di giunta, questa volta per l'istituzione di un assessorato ad hoc alla montagna. A Borgo Valbelluna, comunità sotto shock per la morte di una bimba di 2 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Feltre. Esposto della famiglia, 2 indagini aperte da ULSS e procura disposta all'autopsia. Paura in centro a Monselice, 3 bambini di 8, 10 e 12 anni lasciati soli in casa, lanciano dal terrazzo sassi, coltelli e altri oggetti contro i passanti, intervengono i carabinieri, il caso ai servizi sociali. Paura a Sesto a Reghena, in provincia di Pordenone, per gli studenti di rientro dagli istituti scolastici del Trevigiano e del Veneziano, bus nel fosso dopo lo scontro con un'auto, 3 feriti all'ospedale. Maxi operazione antidroga dei carabinieri che hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio, con base a Vicenza, 20 gli arrestati di nazionalità nigeriana. Lite violenta scoppiata per futili motivi, 4 giovani denunciati dai carabinieri a Padova sono accusati di aver aggredito 2 ragazzi con pugni, calci e una chiave inglese dileguandosi in auto. Episodio di violenza sessuale a bordo di un autobus, vittima una 17enne padovana che stava andando a scuola, è intervenuta la polizia. Sono 140 i nuovi alpini che a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, hanno ricevuto il cappello con la penna dopo l'addestramento ad Aosta, le emozioni e il racconto di un giovane bellunese. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. Subito il sondaggio di oggi e poi passeremo alla politica. Di autonomia si parla anche nel corso naturalmente del nostro telegiornale. Oggi la firma della preintesa su 4 materie a Venezia: sanità, protezione civile, previdenza complementare e professioni. Il centrosinistra va all'attacco, una forzatura alla vigilia del voto ed esplode la polemica. Vi chiediamo dunque, a 8 anni dal referendum, autonomia del Veneto, ci credete ancora? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Ne parleremo ampiamente questa sera in prima serata al Ring col nostro Christian Arboit. E adesso andiamo subito in diretta dalla nostra Valentina Visentin, che si trova al Palageox di Padova, dove è iniziato da pochissimo il raduno del centrodestra, i vertici dei partiti di centrodestra, compresa la Premier Meloni, per sostenere la candidatura di Alberto Stefani. A te Valentina, buonasera. Grazie a tutti voi, buona serata. Sì, buonasera dal Palageox di Padova, sono già tutti in sala i big del centrodestra venuti qui a Padova per la chiusura di campagna elettorale del candidato di centrodestra alle prossime regionali Alberto Stefani. C'è la Premier Giorgia Meloni seduta in prima fila insieme ai ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani, agli altri leader del centrodestra come Lupi e Antonio De Poli. E qui si è appena concluso appunto l'intervento di Antonio De Poli e a breve dovrebbe parlare proprio il protagonista Alberto Stefani davanti a una platea di migliaia di persone. Il Palageox è completamente pieno di militanti e tanti appassionati. Adesso sta per parlare il governatore del Veneto uscente Luca Zaia. Sentite gli applausi scroscianti e le bandiere qui al Palageox. Subito dopo Zaia è previsto l'intervento di Stefani, a seguire quello di Lupi, Tajani, Salvini e infine la chiusura con la Premier Giorgia Meloni, che è stata fatta entrare da un'entrata laterale senza essere vista dal pubblico, ma quando hanno pronunciato il suo nome sono stati forti gli applausi. Sono già stati fatti gli accenni al programma, ma soprattutto la parola ricorrente insieme a concretezza è continuità e futuro, continuità con il lavoro svolto in questi 15 anni da Luca Zaia, ma guardando al futuro, guardando all'autonomia, dopo anche l'incontro che c'è stato oggi a Venezia con il ministro Calderoli. Famiglia, volontariato, disabilità e lavoro, gli altri temi che fino adesso sono stati toccati dai relatori sul palco. E la linea ora può tornare allo studio. Grazie Valentina, vedremo se ricollegarci quando parlerà Alberto Stefani. Di Luca Zaia parliamo adesso, perché oggi c'è stata la firma, come detto, della preintesa sull'autonomia con il ministro Roberto Calderoli a Venezia per la prima di 4 firme su questo fronte. Sentiamo la cronaca della nostra redazione di Venezia.
L'accordo c'è, la firma pure. A Palazzo Balbi il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il presidente della regione Veneto Zaia hanno siglato la preintesa sull'autonomia relativa a 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità. Il mio obiettivo entro la fine della legislatura aver visto approvate le intese su queste 4 materie e definito i LEP sia nelle materie del federalismo simmetrico sia in tutte le altre. È una firma storica, visto considerato che non c'è solo una questione di competenze per le 4 materie, ma anche la volontà di dire che si inizia con un modello che poi potrà essere replicato in futuro per arrivare alle 23 materie. L'accordo prevede la possibilità per la regione di decidere in autonomia di stanziare i finanziamenti, cambiamenti prevalenti per protezione civile e sanità. Riguardo alla protezione civile, la prima cosa che abbiamo fatto è metterci le risorse nel fondo delle emergenze regionali. Le regioni avranno le risorse per affrontare anche in proprio quelle emergenze che abbiano carattere regionale. Ciò disciplina anche la possibilità che sia il Presidente stesso a emanare le ordinanze, diminuendo dunque i tempi di intervento in caso di catastrofi o calamità. In materia sanitaria la possibilità di avere una maggiore possibilità di manovrabilità rispetto all'utilizzo di quelle risorse che oggi hanno dei vincoli e dei limiti in ogni ambito e settore sanitario. C'è concretamente la possibilità di liberare 300 milioni di euro dal bilancio regionale, risorse che oggi non sono nella nostra disponibilità per investire nella sanità e nel sociale. Se di accordo storico parla il presidente Zaia, il candidato presidente alla regione per il centrosinistra Giovanni Manildo lo definisce un marketing politico. L'unica eccellenza di Zaia: punzecchia, proclami, rinvii e l'ennesimo bluff di fine campagna. Manildo fa così eco a Occhiuto, presidente della regione Campania, che aveva parlato di mero accordo politico, ma rincarando la dose. In questi anni i veneti, dice Manildo, hanno creduto nella possibilità di un'autonomia vera, ma le promesse sono rimaste tali. Questo è un accordo che poi si concretizza da una firma politica a un fatto amministrativo che ha valenza giuridica con l'approvazione poi finale in Parlamento. Siamo finiti in Corte Costituzionale, abbiamo battagliato un anno per poter fare il referendum, abbiamo celebrato il referendum, abbiamo avuto più di qualche governo che ha fatto finta di ascoltarci e adesso arriva questo governo, ci porta le 4 materie e non capisco per quale motivo dovremmo lamentarci. Ma a distanza continua lo scontro con il generale Vannacci proprio nei confronti di Zaia, diverse punzecchiature da Musile di Piave. Vannacci è arrivato a Musile per sostenere la candidatura di Silvia Susanna alle regionali, punzecchia Zaia a distanza. Non sono un militante come tanti, sono il vice segretario di partito, dice Piccato, mentre apre il suo intervento ripartendo dal tema che la Lega considera da sempre identitario: la sicurezza. La sicurezza non è fatta solamente di polizia e carabinieri, che sono elementi fondamentali, ma non sono gli unici. E giustamente qua abbiamo un sindaco che non reagisce come il sindaco Sala, che demanda a polizia e carabinieri il problema della sicurezza, ma è un sindaco che ha investito parte delle risorse in sicurezza, con un metodo che è uno dei metodi complementari, ma ce ne sono tanti altri. La sicurezza non è solamente attività condotta dalle forze dell'ordine. Sicurezza intesa come riaccendere le luci delle vetrine rimaste vuote per troppo tempo, sicurezza anche come illuminare città che lui definisce troppo buie e finite nelle mani di delinquenti sbandati e baby gang, sostiene. È illuminazione nelle città. È il fare una palestra. È un Vannacci contro tutti, quello che si presenta ormai agli sgoccioli della campagna per il voto regionale veneto, e punta dritto allo scontro anche con Ursula von der Leyen e contro il continuo riarmo a Zelensky. Nell'ambito del Parlamento europeo la Lega e il sottoscritto sono tra i pochi a aver votato contro il Rearm Europe, contro il Green Deal, contro questa commissione che vuole la guerra ad oltranza e contro la Presidente della Commissione. Infine il suo appello a non disertare le urne. Votare vuol dire decidere del proprio futuro, decidere del proprio destino. Anzi, se non si va a votare, si dà più potere e più valore a quelli che andranno a votare. Nel centrosinistra adesso, perché dopo il dottor Risica alla sanità, il candidato di centrosinistra Manildo indica un altro tecnico per la sua squadra di giunta, questa volta per l'istituzione di un assessorato ad hoc della montagna.
Ho fatto un calcolo, i 120 milioni della pista da bob potevano essere spesi per garantire la fibra ottica per tutta la montagna veneta e quindi garantire un futuro di tipo diverso e delle opportunità diverse per questo territorio. La scelta del futuro per la montagna dipende dalle scelte di oggi, chiaramente. Un altro tecnico per coprire una delega di giunta specifica, quella alla montagna, ai piccoli centri e alle cinture urbane. Dopo l'indicazione del dottor Mimmo Risica alla sanità, il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione, Giovanni Manildo, per l'assessorato dedicato ai territori fragili e isolati punta sul professor Mauro Varotto, vicentino d'adozione, docente di geografia all'Università di Padova, autore di libri e promotore di progetti scientifici, coordinatore del gruppo nazionale Terre Alte del Club Alpino Italiano. È una persona che ha una grande competenza di studi, ma anche una grande competenza di vissuto per cercare insieme di cucire questi territori e, ripartendo dalla loro vera identità, creare sviluppo. Territori dimenticati che Manildo vuole mettere tra le priorità del futuro governo veneto. La prospettiva per il futuro, ce lo dicono tutte le ricerche scientifiche, è quella di un ripopolamento della montagna anche legata ai cambiamenti climatici. Dobbiamo orientare questa prospettiva con una garanzia di servizi, una garanzia di connessione. La montagna non è un territorio necessariamente meno fortunato degli altri, è un territorio che ha delle opportunità diverse e la differenza la fa veramente l'organizzazione politica e la capacità di orientare le regole economiche in funzione proprio dei servizi e delle attività che in montagna possono avere un grande valore. Con questo ho finito i tecnici esterni, poi abbiamo sicuramente altre persone validissime, soprattutto donne della nostra coalizione, che faranno parte della squadra. Ho già in mente l'architrave, ho già in mente qualche idea. Sarà sicuramente una squadra attenta e pronta per le sfide del nostro Veneto. Questa dunque l'idea che ha lanciato Giovanni Manildo. Allora a Padova torniamo tra pochissimi istanti alla nostra diretta, al nostro collegamento in diretta dal Palageox, perché dovrebbe salire sul palco proprio il candidato presidente del centrodestra Alberto Stefani. Ecco, andiamo a Padova e vediamo se sale sul palco. Alberto Stefani! Grazie a Giorgia, grazie a Matteo, grazie ad Antonio Tajani, grazie a Maurizio Lupi, grazie ad Antonio De Poli, grazie a Fabrizio Comencini, grazie di cuore a tutti voi e un grazie speciale a Luca Zaia per aver magistralmente condotto questa regione per 15 anni. E sono felice che oggi chiudiamo la campagna elettorale nel giorno della firma delle preintese, un segnale importante per un processo, quello dell'autonomia, che è iniziata in Veneto e continuerà nei prossimi anni a dare gli effetti che tutti i veneti aspettano. E sono orgoglioso che proprio oggi chiudiamo la nostra campagna elettorale con i leader di centrodestra. Così lo avete sentito, Alberto Stefani ha iniziato il suo intervento parlando di autonomia. Noi andiamo avanti con le regionali, naturalmente pronti a ricollegarci con Padova, e andiamo al sit-in di protesta del Movimento 5 Stelle, invece gli oppositori davanti all'ospedale di Padova per rivendicare la centralità del servizio sanitario pubblico. Purtroppo abbiamo visto anche adesso l'ultima apertura dei centri prelievi, controlli, visite in Piazza delle Erbe private, mentre abbiamo la sanità pubblica che fa questo. Questa è una visita pediatrica
fatta dal medico per 30 giorni, il bambino verrà visitato 208 giorni dopo. Ecco, io credo che questo sia inaccettabile, soprattutto verso i più piccoli. Dobbiamo concentrarci verso quella che è la sanità pubblica e sanità per tutti. Questa è la denuncia degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Padova. Flash mob davanti all'ingresso dell'azienda ospedaliera cittadina per sottolineare come da un lato il privato prende sempre più piede, mentre nel pubblico le attese sono sempre più lunghe. Il paradosso per i pentastellati è che chi ha creato questa situazione ora vuole sistemarla. Il CUP stesso ti dice vai a pagamento, in 48 ore te le fanno. Ci rendiamo conto come siamo ridotti? Questa è la situazione. Si sta parlando di fare un megapolo ospedaliero poco lontano da qua, dove c'è l'affare del mattone, della costruzione, ma non hanno pensato poi a riempirlo con medici, infermieri e quant'altro che possa servire per poter farlo funzionare. Di cosa stiamo parlando? Questa è la situazione della sanità. Quello che è più ridicolo è che chi ha portato questo tipo di situazione della sanità veneta adesso si sta proponendo di risolvere il problema. Per il Movimento 5 Stelle le risorse ci sono, vanno spese nel modo corretto. Indirizzare i fondi dove servono, non sicuramente in armi come sta facendo questo governo, non sicuramente i 13 miliardi che dovremo spendere per una pedemontana praticamente che non usa nessuno se non pochissime persone, è costosissima. I soldi vanno reperiti da Cortina, da una pista da bob, da oltre 120 milioni di euro che verrà usata per una sola giornata o solo per gli eventi lì in quel momento. Ecco, questi soldi devono essere indirizzati dove servono. Sanità e mi permetto di dire anche istruzione, che sta veramente diventando insostenibile con classi enormi, e ospedali strapieni con questi periodi di attesa per i minori. Andiamo alla cronaca adesso, dopo quest'ampia pagina di politica, e partiamo dal caso della bambina di 2 anni morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Feltre. A Mel di Borgo Valbelluna una famiglia e una comunità intera sotto shock e increduli per la morte di una piccola di soli 2 anni. I particolari della segnalazione presentata dai genitori alla procura di Belluno fanno emergere quanto accaduto negli ultimi giorni con la richiesta di accertamenti, il sequestro della documentazione sanitaria e l'autopsia. I primi segnali del malessere che poi ha portato al decesso della bambina risalirebbero a mercoledì scorso. La piccola si trovava alla scuola dell'infanzia quando compare una febbre alta intorno ai 39 gradi. Riportata a casa, la madre le somministra paracetamolo e dopo il riposo la piccola sembra riprendersi. Il giorno successivo, fino al primo pomeriggio, la situazione appare stabile. Subito dopo il riposino, però, la bambina lamenta dolore agli occhi e alla fronte. Poiché i farmaci non sembrano fare effetto, la famiglia contatta la pediatra che suggerisce di aumentare il dosaggio del paracetamolo. La febbre non passa, il termometro segna ancora 39 gradi. Venerdì mattina la pediatra, dopo una visita di controllo, riferisce di una possibile infezione di tipo virale con un lieve arrossamento della gola. La bimba pare molto affaticata. Durante la notte le sue condizioni di salute peggiorano. Sono le 2:30 quando la piccola fatica a respirare e presenta un evidente strabismo che preoccupa i genitori. Il viaggio di notte fino all'ospedale di Feltre, l'accettazione al pronto soccorso dove la piccina viene assegnato un codice bianco e le prime cure a base di aerosol e antibiotico. Poco più di un'ora dopo la bambina viene dimessa, ma una volta a casa, al mattino, la ricomparsa nuovamente di affanno, debolezza e strabismo allarmano i genitori che chiamano i soccorsi, vani e inutili. La piccola muore intorno alle 9 prima dell'arrivo dell'ambulanza. Uno strazio indicibile per la giovane coppia che da poco aveva festeggiato l'arrivo del secondogenito. Una morte assurda che solo l'autopsia potrà chiarire. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati. E paura in centro a Monselice, dove 3 bambini lanciano dal terrazzo di casa sassi, coltelli e altri oggetti contro i passanti. Una drammatica storia di disagio giovanile e familiare allo stesso tempo. 3 bambini che non sanno rispettare gli schemi e genitori problematici, a loro volta in difficoltà. Accade a Monselice, la situazione esplode quando i ragazzini, attorno ai 10 anni di età, lanciano di tutto dalla terrazza del loro appartamento in centro a Monselice. Biciclette, giochi, sassi, coltelli, c'è il rischio reale che i passanti rimangano feriti, la tensione è alta, non si può tendere oltre. La situazione, che si ripete da alcuni giorni, viene sottoposta al magistrato del Tribunale dei Minori che autorizza l'intervento. Carabinieri e agenti di polizia locale impiegano tempo per convincere i bambini ad aprire la porta.
Inizialmente vengono aggrediti, poi le forze dell'ordine riescono a tranquillizzarli. La famiglia si è trasferita a Monselice da poche settimane. I piccoli erano da soli a casa. La palla ora passa ai servizi sociali e soprattutto al Tribunale dei minori. Di inviare tutta l'autorità giudiziaria, non tanto per la punizione, che sappiamo che il sistema giudiziario non punisce al di sotto dei 14 anni, ma proprio perché ci dica l'autorità competente qual è la misura per tutelare i minori, ma tutelare anche questa situazione in generale che non fa piacere e che mette a rischio anche altre persone, oltre ai minori stessi. Il 20 novembre è in programma un incontro tra i servizi sociali di Monselice e quelli del precedente comune di residenza. Il 21 verrà inviato tutto il fascicolo all'autorità giudiziaria. Se anche dovesse essere che il provvedimento che il giudice ritiene più opportuno sia l'affidamento ai servizi sociali, sarà necessario trovare una comunità che li possa accogliere con relativi costi a carico della comunità, e sappiamo bene che i comuni in questi anni non godono di grandi risorse, purtroppo, e se si trova una comunità deve avere lo spazio disponibile, che è cosa non facile, e oltretutto deve accoglierli, perché non tutte le comunità accolgono minori che sono spesso molto problematici. Dunque 2 opzioni possibili: lasciare i piccoli con la famiglia guidando verso la normalità, una situazione difficile, o togliere i minori e affidarli a una comunità. Intanto la madre rischia la denuncia. Ancora un bus carico di studenti coinvolto in un incidente stradale, momenti di paura a Sesto Arreghena in provincia di Pordenone, dove una corriera con a bordo degli studenti provenienti dalle scuole superiori della Marca Trevigiana e del Veneziano, dopo lo scontro con un'auto è finito nel fossato laterale. Il mezzo aveva a bordo una ventina di ragazzi, è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata, lo vedete, l'autista ha riportato leggere ferite ed è stato portato al pronto soccorso. La donna alla guida dell'auto stabilizzata ed è trasportata in ospedale, sarebbe più seria, e uno degli studenti che viaggiava a bordo del bus è stato trasportato anche lui in elicottero in ospedale per una compressione toracica. A Vicenza adesso per la maxi operazione antidroga dei Carabinieri che ha smantellato un'organizzazione criminale, 20 arrestati di nazionalità nigeriana. È scattata alle prime luci dell'alba il maxi blitz antidroga dei Carabinieri denominato Operazione Marshall. In simultanea, oltre 300 militari dell'Arma hanno eseguito perquisizioni ed arresti prevalentemente in città per smantellare una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti gestito da cittadini nigeriani. 20 le persone arrestate, tra cui il capo della gang che da Vicenza alimentava le piazze venete e quelle limitrofe lombarde. Oltre 3 kg tra cocaina ed eroina purissime arrivavano a Vicenza ogni settimana per circa €500.000 di valore. La droga arrivava direttamente dai Paesi Bassi attraverso una rete di corrieri che ingoiavano ovuli di stupefacenti di circa 11 grammi ciascuno per giungere al capoluogo iberico attraversando la frontiera francese di Ventimiglia. Ogni ovulo, siglato diversamente, ha permesso alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Venezia, che per 2 anni ha coordinato le indagini, di individuare la rete di distributori locali. In diversi appartamenti dislocati in alcuni condomini della città erano stati allestiti i laboratori per il confezionamento delle dosi. Decodificato anche il linguaggio criptico utilizzato dalla banda per indicare le diverse sostanze e gli ordinativi. I militari che hanno impiegato cani antidroga ed elicotteri hanno eseguito perquisizioni ed arresti anche a Frosinone e a Viterbo. Si tratta di 19 uomini di età compresa tra i 25 e i 57 anni e di una donna. Altri 2 episodi di cronaca a Padova, un episodio di una violenta rissa in un parcheggio scoppiata per futili motivi. 4 giovani sono stati denunciati dai carabinieri, sono accusati di aver aggredito 2 ragazzi con pugni, calci e a colpi di chiave inglese, dileguandosi poi in auto. Le 2 vittime sono state soccorse con i volti insanguinati, futili motivi a quanto pare alla base del pestaggio. E poi c'è l'episodio di una violenza sessuale a bordo di un bus, vittima una ragazza di appena 17 anni, una studentessa sempre padovana che è stata palpeggiata sul mezzo pubblico mentre stava andando a scuola. È intervenuta la polizia, ha denunciato un 22enne pakistano che è stato raggiunto anche da un divieto di ripresentarsi nei luoghi interessati dall'episodio.
Sono 140, voltiamo decisamente pagina. I nuovi alpini che a Trieste hanno ricevuto il cappello con la penna. Abbiamo raccolto le emozioni di un giovane bellunese. Io avevo mio nonno che era negli alpini, lui è sempre stato un grande appassionato di montagna, anche quando ero piccolo mi portava sempre sui monti con lui, allora da lì ho preso un po' la passione. Una passione che è diventata missione per Gabriele De Zolt, giovane alpino comeliano di origine che da pochi giorni, al termine di 12 settimane di addestramento al centro di addestramento alpino di Aosta, ha ricevuto il cappello con la penna, il caratteristico copricapo che segna l'appartenenza alle truppe alpine, che è storia e tradizione. Per me ricevere il cappello alpino è un'emozione incredibile perché mi sento parte di una grande famiglia, mi rende molto orgoglioso e anche il ricordo di mio nonno, che mi ricordo quando ero piccolo giravo col suo cappello alpino giocando. La cerimonia di consegna del cappello alpino si è svolta a Trieste nella splendida piazza Unità d'Italia e sancisce la fine di un impegnativo percorso fisico e tecnico durante il quale i 140 aspiranti hanno appreso le tecniche per vivere, muoversi, combattere e soccorrere in ambiente montano. I neoalpini sono stati assegnati ai reggimenti delle Brigate Taurinense e Iulia, dove è iniziata la loro vita operativa nelle specialità di fanteria alpina, artiglieria da montagna, genio e reparti logistici. Per l'alpino Gabriele De Zolt il coronamento di un sogno sostenuto dalla sua famiglia. Alla cerimonia erano presenti mio padre, mia madre, mia sorella, quella più piccola, e mia nonna, quindi sono stati tutti molto felici, erano orgogliosi. Mia nonna ha pianto tanto perché anche lei per il nonno era molto contenta e avrebbe voluto che fosse qui anche lui. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.